Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Non si fermano i contagi nella nostra regione come nel resto d'Italia. Ieri altri 1188 casi con una percentuale di positività del 26,69%. Nell'ultima settimana sono stati quasi 11.000 i nuovi casi nella nostra regione. Sentiamo. Anche in Friuli Venezia Giulia la pandemia prosegue la sua corsa che fa registrare ovunque numeri altissimi di contagi. Il 2021 si è chiuso con il record del 31 dicembre di 2.361 nuovi positivi. In percentuale l'aumento di casi nell'ultima settimana è stato di 9,6, comunque contenuto rispetto ad altre realtà nazionali come l'Umbria, che ha avuto il 257,6% di contagi in più. Ma il picco delle trasmissioni del virus, a detta degli esperti, dovrebbe verificarsi a fine mese. Numeri importanti, ma la cui drammaticità è decisamente ridotta grazie all'efficacia del vaccino che limita la gravità degli effetti. Dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 158.419 persone. A Trieste sono presenti il triplo dei contagi di Udine, mentre l'area del Pordenonese è quella più colpita. Sono solo 4 i comuni Covid-free in regione. Sono 4 i comuni attualmente Covid-free in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Comeglians, Dogna, Preone e Andreis. A dirlo è la mappa del contagio aggiornata ieri dalla Protezione Civile. L'andamento del virus in regione a macchia di leopardo. I territori dove l'indice di prevalenza si fa più scuro, ovvero dove la presenza del Covid è più marcata rispetto agli abitanti che risiedono in quel luogo, sono Morrupino, Travesio, Savogna di Sonzo, Rivedarcano, Treppo Grande, Frisanco, Raveo e Valvasone Arzene. I focolai sono più attivi nei grandi centri urbani. Sempre sul podio per numero di contagi rimane Trieste. Il capoluogo regionale attualmente conta 2.455 cittadini positivi al coronavirus, quasi il triplo dei casi presenti nel capoluogo friulano. Al secondo posto per numero di infezioni in regione. Udine ad oggi conta 859 casi. Terzo gradino invece per Pordenone con 518 positività, ma che è un Interland più colpito rispetto a quello udinese. Quarta posizione per Gorizia con 404 casi, seguono poi Sacile con 315, Monfalcone con 265, Azzano Decimo con 259. Gli altri comuni più colpiti in ordine sono Cordenons, 194 casi, Codroipo, Tavagnacco e Maniago con 152 positività in atto. C'è preoccupazione per la riapertura delle scuole lunedì prossimo. Dal Consiglio dei Ministri si attendono novità per la gestione dei casi di positività al Covid nelle scuole elementari e nelle prime medie. Sentiamo la Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia, Teresa Tassanviol. Scuola in subbuglio in attesa delle nuove norme sulla gestione dei casi Covid, un problema che la Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Teresa Tassanviol sottolinea riguardare più i dipartimenti di prevenzione. Dovrà essere il personale delle aziende a discriminare e a fornire alla scuola eventualmente gli elenchi di chi starà in classe e di chi sarà a casa. La principale preoccupazione dei presidi riguarda invece la disponibilità del personale che si deve ancora vaccinare. Un margine, diciamo, di Novax più o meno irriducibili, più o meno convinti, resiste ancora. Molti hanno presentato degli appuntamenti vaccinali il cui termine scadrebbe adesso ai primi di gennaio. Resta un po' questo margine di preoccupazione per capire se questi appuntamenti si tradurranno effettivamente in vaccini oppure in differimenti, cioè fioccano i certificati medici. Ci potrebbe essere la situazione che al rientro queste persone non sono in servizio e la scuola dovrà sostituirle. Disagi questa mattina a Tarcento al distretto sanitario con lunghe code di cittadini. Ci colleghiamo in diretta con Paola Treppo che ci racconta tutto. Noi come utenti abbiamo ricevuto dal distretto una lettera in cui c'era la nomina del nuovo medico per un periodo solo di 4 mesi. Poi dal 1 gennaio 2022 eravamo sprovvisti di medico, per cui abbiamo dovuto recarci presso il distretto per poter nominare il nostro nuovo medico. Naturalmente questo ha creato dei disagi anche di assembramento che si potevano facilmente evitare mandando una lettera con la nomina già assegnata e poi eventualmente chi voleva poteva revocarlo. E tutto questo veniva meno, tutto questo disagio.
E sono appena arrivati i dati di oggi sulla diffusione del virus in regione. I nuovi contagi sono 453, un dato che risente del rallentamento dei tamponi durante il fine settimana. Purtroppo le vittime 6. Vediamo i dettagli. Su 2092 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi contagi con una percentuale di positività del 12,86%. Sono inoltre 4.976 test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 184 casi. La prima fascia d'età per quel che riguarda il contagio odierno è quella fra 40 e 49 anni con il 18,98%, seguita da quella fra 0 e 19 con il 17,44%. Le vittime sono un uomo di 83 anni di Venzone, una donna di 83 anni di San Vito al Tagliamento, un uomo di 79 anni di Trieste, un uomo di 78 anni di Montereale Valcellina, una donna di 75 anni di Rive d'Arcano e una donna di 73 anni di Trieste, tutti deceduti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 308. Spunta l'ipotesi di un testimone oculare nel giallo della donna scomparsa dal 14 dicembre a Trieste. Sentiamo. C'è un testimone nel giallo della scomparsa di Liliana Resinovic dalla sua casa di via Verrocchio 2 nel rione di San Giovanni a Trieste. Ci sarebbe qualcuno che l'ha vista allontanarsi tra le 8:15 e le 9 del 14 dicembre. Resta però il mistero su cosa sia accaduto dopo. La donna era uscita senza i telefoni e senza gli effetti personali, quasi dovesse sbrigare una faccenda rapida. Attualmente la questura di Trieste sta indagando su ogni possibile pista, il riservo è massimo e nei giorni di Capodanno sono stati passati al setaccio i boschi vicino alla casa della donna. La 63enne è in pensione e vive con il marito Sebastiano Visentin, che quella mattina, ha detto agli inquirenti, era in giro per provare delle telecamere. Gli investigatori hanno interrogato anche un uomo di 82 anni con cui la donna si sentiva e a cui faceva le faccende domestiche e un amico di Liliana Resinovic, il quale ha parlato di una situazione non facile a casa. Eppure la coppia il giorno prima della scomparsa della donna era andata alle terme in Slovenia e poi a cena da amici a Udine. Al momento tutte le piste restano aperte, dall'allontanamento volontario al gesto disperato a un possibile omicidio. La cassetta contenente le offerte del presepe solidale della pizzeria Ancona 2 in Viale Tricesimo a Udine è stata rubata nella notte tra sabato e domenica. A raccontarlo attraverso i social gli stessi titolari del locale che da molti anni rinnovano la tradizione della natività con un'iniziativa benefica della quale anche il capitano dell'Udinese Totò Di Natale è stato a lungo testimonial. Da oltre 15 anni il presepe raccoglie fondi poi interamente destinati alla Fondazione Progetto Autismo FVG. 2 uomini sono rimasti feriti questa mattina poco prima delle 6 in un incidente stradale in via Lignano a San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, 2 vetture si sono scontrate e sono finite fuori strada, una ribaltata su un lato appena oltre il fossato, l'altra ha proseguito la sua marcia all'interno di un frutteto. Piancavallo preso d'assalto da sciatori e turisti ieri, tanto che nell'ora di punta è stato necessario l'intervento di carabinieri e polizia locale per sconsigliare la salita e evitare code e incidenti. La prima domenica dell'anno, un giorno di sole, la nebbia in pianura, la neve sulle montagne e la voglia di uscire di casa. Tutto questo in provincia di Pordenone si è trasformato in un vero e proprio assalto al Piancavallo. Notizia ottima per chi ha ancora bisogno di rifarsi da una stagione totalmente a secco come la scorsa, pessima per il traffico e per chi non è partito di buon'ora, trovandosi a dover fare marcia indietro. Tantissime sono le persone che hanno scelto il polo sciistico nel comune di Aviano per chiudere il weekend, tanto che in tarda mattinata in cima non c'era più spazio nemmeno per un ago. Nessun parcheggio, rischio intasamento e conseguenti code, oltre all'impossibilità di far rispettare il distanziamento, hanno indotto il comune di Aviano, con l'assessore competente Danilo Signore, a sconsigliare di salire. Sui social e sui gruppi dedicati è stato pubblicato un messaggio ad hoc e alla base della salita carabinieri e polizia locale hanno fatto lo stesso con chi nell'ora di punta sperava di poter andare su. Il tam tam su Facebook e su WhatsApp hanno fatto il resto, con gli stessi utenti che hanno comunicato quello che si è trasformato poi in un blocco di fatto. L'assessore Signore ha fatto sapere che di fatto il traffico è stato interrotto dalle 12:30 alle 14 circa. Siamo ovviamente felici del successo che sta riscuotendo Piancavallo, ha detto l'amministratore di Aviano, ma era nostro dovere fare in modo che non si verificassero disagi o peggio ancora non fosse garantita la sicurezza sia sulle strade che rispetto alla salute e alle misure anti-Covid.
E torniamo a parlare dei fucilati di Cercivento perché l'amministrazione comunale ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria. Ascoltiamo Luca Boschetti fra i promotori dell'iniziativa. Il Consiglio Comunale di Cercivento all'unanimità ha votato una proposta di deliberazione consigliare del gruppo consigliare di maggioranza da me formato e anche da Mattis Doris e da Maurizio De Conti di rendere onore ai 4 alpini fucilati e fucilati Ciuciuvint e dando la cittadinanza onoraria. Alla presenza anche di Flora Mario, uno dei pronipoti dei 4 alpini fucilati, il Consiglio Comunale ha deliberato giustamente questa proposta di deliberazione, così la comunità di Cercivento ha voluto rendere onore ancora una volta a questi 4 ragazzi che qui dietro il cimitero nel lontano 1916, il 1° luglio, hanno trovato la morte per mano amica. È stato un atto fortemente voluto sia dal sottoscritto che anche dall'intero Consiglio Comunale e la comunità di Cercivento può essere onorata di aver conferito la cittadinanza onoraria a questi 4 alpini. Questa edizione del telegiornale termina qui, ma rimanete con noi per gli approfondimenti di A Voi la Linea. Tra poco.